Dona Dio Adriano, responsabile del reato sottoscritto al capo A1, riqualificato nella fattispecie di cui all'articolo 416, comma 2 e 5 del codice penale, e lo condanna alla pena di anni 5 mesi 8 di reclusione. Dona Dio Claudio, responsabile del reato sottoscritto al capo A1, riqualificato nella fattispecie di cui all'articolo 416, comma 2 e 5 del codice penale, e lo condanna alla pena di anni 6 di reclusione. Dona Dio Luciano, lo condanna alla pena di anni 26, mesi 3 di reclusione ed euro 18.000 euro. Nella sentenza pronunciata alle 15 nell'aula bunker di Mestre, dopo una camera di consiglio durata una decina di giorni, a 3 anni dall'inizio del processo sulla presenza dei Casalesi a Eraclea, si evince che il Tribunale di Venezia ha escluso l'associazione mafiosa. Sentenza che lascia perplessa l'accusa, ma come ha dichiarato il procuratore Cherchi va approfondita nel dettaglio. Bisognerà leggere bene con attenzione le motivazioni, perché c'è una sentenza passata in giudicato, perché è stata confermata in Cassazione, che riconosce l'associazione mafiosa, e mentre invece in questo caso il Tribunale ha ritenuto che l'associazione esista, ci sia l'aggravante, se mal non ho capito, ma manchi la prova che sia un'associazione mafiosa. Quindi c'è l'aggravante ma non l'associazione. Bisogna vedere come motiveranno questa scelta, che certamente così a primo acchito sembra diversa rispetto alle conclusioni a cui è giunta la Cassazione per gli altri coimputati. Il collegio, presieduto da Stefano Manduzio, ha emesso condanne più basse rispetto a quanto chiesto dall'accusa. Il principale imputato, Luciano Donadio, ritenuto il boss dei Casalesi a Eraclea, è stato infatti condannato a 26 anni e 3 mesi di reclusione senza l'aggravante del 416 bis, a fronte dei 30 anni richiesti. Assolto l'ex sindaco Mirko Mestre, arrestato per voto di scambio politico-mafioso per le elezioni vinte a Eraclea perché il fatto non sussiste. L'accusa aveva chiesto condanne da 30 a 2 anni di reclusione per i 46 imputati, per un totale di 452 anni. Oltre a Donadio, le pene più pesanti sono andate a Raffaele e Antonio Buonanno, condannati a 19 e 14 anni rispetto a 30 e 20 e 8 mesi richiesti. Erano ritenuti i capi del presunto clan di Eraclea, assieme a un altro vertice, Antonio Pacifico, per il quale dai 30 anni chiesti ne sono stati comminati 10 e mezzo. L'aggravante del metodo mafioso è stata tuttavia applicata per singoli capi d'accusa come estorsioni, minacce e violenza privata. La fase dibattimentale iniziata a giugno 2020 ha visto circa 350 deposizioni di testi, tra cui l'ex ministro dell'Interno Lamorgese e il governatore Zaia, costituitosi parte civile. Nei confronti di Regione, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Eraclea, il Tribunale ha disposto un risarcimento provvisionale di 200.000 euro, di molto inferiore rispetto alle richieste, con liquidazione dei danni morali e di immagine da fissare in sede civile. Ai sindacati CGIL e CISL e UIL la provvisionale di 20.000 euro ciascuno, 50.000 all'associazione Libera.